Sono ovviamente dispiaciuto per quanto è successo al bambino che si è visto cadere l'intonaco, però fatemi portare la solidarietà all'amico collega Nicola Finco che si trova iscritto nel registro degli indagati perché un pezzo di intonaco della scuola è caduto appunto mentre c'erano i bambini. La magistratura farà il suo lavoro, le carte sono state acquisite e fra qualche giorno Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa, sarà sentito in procura per fare chiarezza sulla vicenda che ha portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati, ovvero il distacco di parte dell'intonaco del soffitto della scuola Pascoli con il coinvolgimento, per fortuna in modo non grave, di un bambino. Il corollario di questa storia riguarda migliaia di sindaci del Veneto e non solo, che guardano alla faccenda bassanese come a un caso emblematico. È davvero paradossale che venga iscritto nel registro degli indagati il sindaco che era all'oscuro di ogni situazione, conoscendo Nicola Finco, ma così come tutti i sindaci, quando ci viene comunicato che c'è una situazione di pericolo, la prima cosa che facciamo è chiudiamo al pubblico quei luoghi, quelle stanze, quelle scuole, quegli uffici, proprio perché vogliamo mettere in sicurezza la comunità. Quindi io credo che questi sono episodi che demoralizzano un po' coloro che ricoprono questo ruolo. La vicenda che ha coinvolto il sindaco di Bassano apre la strada a molte domande che i primi cittadini del Veneto si pongono. Le stesse domande che potrebbero raffreddare in modo determinante la volontà di un giovane di avvicinarsi alla vita di un'amministrazione pubblica. Fino a dove arriva la responsabilità del sindaco? Non è che ogni sera noi facciamo il giro di picchettatura di tutti i soffitti delle scuole, verifichiamo che le porte antipanico funzionino, che le cerniere nelle finestre siano adeguate. Ci sono dei responsabili all'interno degli istituti, negli uffici tecnici. Insomma, io credo che anche da questo punto di vista, se vogliamo fare in modo che la gente si avvicini e non si allontani da questo ruolo che è meraviglioso, dobbiamo anche rendere responsabili i sindaci di responsabilità reali e concrete su quelli che sono gli atti che noi vogliamo, firmiamo e decidiamo. Con i tempi della giustizia italiana, Finco potrebbe ritrovarsi ad avere sulla testa una spada di Damocle per chissà quanto tempo. Lo trovo corretto rovinare la vita anche semplicemente da un punto di vista morale a un primo cittadino che dedica la propria vita e poi si trova iscritto a un registro degli indagati. Capisco che i protocolli prevedono questo, è altrettanto vero che sotto quelle fasce tricolore ci sono donne e uomini con una coscienza e che svolgono un servizio così importante per la comunità, chiediamo semplicemente di poter essere liberi di poterlo svolgere nel migliore dei modi.